Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Oggi in orario lievemente posticipato perché abbiamo invece anticipato la nostra chiacchierata settimanale che ha visto protagonista Daniele Capezzone. Di cosa parliamo invece ora? Di due episodi di cronaca sostanzialmente simultanei che messi in relazione tra loro e con la cronaca dei mesi che abbiamo alle spalle indicano chiaramente che qui siamo oltre la cronaca, che c'è una tendenza delle nostre società contemporanee, italiana, europea, occidentale, di fronte a cui è ormai proprio fattualmente impossibile chiudere gli occhi. Sono due episodi orrendi. Il primo avviene in provincia di Ancona, nella fattispecie a Loreto, dove la 33enne Luigia Fortunato è stata massacrata a coltellate in casa sua dall'ex compagno, un tunisino di 35 anni, il quale poi è uscito sporco di sangue, barcollante in strada, continuava a dire l'ho ammazzata, tant'è che i passanti hanno subito chiamato i carabinieri che hanno arrestato l'assassino, che era già conosciuto, riferiscono le cronache, alle forze dell'ordine per uso frequente di stupefacenti. Infatti era già stato allontanato dalla famiglia per la sua condotta aggressiva, perché costui e la sua ex, purtroppo questa donna che non c'è più, avevano anche un figlio insieme, un bambino di 7 anni che in quel momento per fortuna non era in casa, che era stato affidato alla madre, che era fonte di tensioni quotidiane, insomma. Ovviamente il titolo che campeggia nei giornaloni su questa vicenda è esclusivamente femminicidio, cioè la cosa rilevante per lor signori è semplicemente, detto con tutta la consapevolezza tragica del caso ovviamente, che la vittima fosse una donna. Il fatto che questo signore fosse un tunisino, fosse già noto alle forze dell'ordine, fosse già stato allontanato per violenza, insomma il fatto che siamo di fronte a un déjà vu per molti versi, lo trovate più in là, diciamo, non nei titoli. Il secondo episodio, agghiacciante anch'esso, è avvenuto a Milano, nella fattispecie alla fermata della metropolitana in Duomo, cioè la fermata più centrale in assoluto della città, non qualche capolina della metropolitana, non che sarebbe stato meno grave, ma è per dire com'è saltata la distinzione tra i luoghi, le periferie, i centri. Sta diventando tutto un gigantesco non luogo dove attecchisce la violenza gratuita, come in questo caso, dove una ragazza di 23 anni di origine marocchina è stata barbaramente assalita e sfregiata da un 27enne cittadino algerino irregolare sul suolo italiano, che tra l'altro era stato fermato il giorno prima perché accusato del furto e del danneggiamento di alcune auto in sosta, e poi tornato in libertà dopo la convalida dell'arresto. Forse qualcuno ha lievemente toppato la valutazione sulla pericolosità sociale di questo galantuomo. In ogni caso accade una dinamica totalmente casuale che innesca la violenza più barbara, perché il tutto è iniziato col classico "cos'hai da guardare" rivolto da questo irregolare a questa 23enne. Dopodiché lei ha negato di guardarlo, ma lui se n'è altamente fregato e ha urlato: "Cosa guardi? Sono un uomo e musulmano". Perché lui giudicava inaccettabile che già solo l'ipotesi che questa lo guardasse in quanto uomo e musulmano. Altro aggettivo
che è autoproclamato dall'autore, no, del fatto, che quindi era rilevante secondo lui, che al momento nei giornaloni evidentemente non assume questa rilevanza. Colpisce la ragazza prima con un pugno in pieno volto, poi tira fuori il coltello, glielo punta sul viso e glielo sfregia con la lama, che incide una profondissima ferita al labbro, alla guancia. La 23enne portata in pronto soccorso in codice giallo, il galantuomo arrestato dopo un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Allora, questo avviene nelle stesse ore. Vi abbiamo raccontato cose analoghe ieri, l'altro ieri ancora. Cioè, il fatto che stia andando fuori controllo il nesso tra decenni, perché sono decenni di immigrazione incontrollata, sicurezza nelle nostre strade, fenomeno dei coltelli che stanno diventando l'ABC delle nostre strade, compreso in Piazza Duomo a Milano, esponenti di seconde generazioni, o in questo caso addirittura immigrati irregolari che non dovrebbero essere qui, che vengono fermati e poi rilasciati evidentemente spesso con un eccesso di disinvoltura buonista. Tutto questo non è cronaca, tutto questo è un fenomeno della contemporaneità gravissimo, che richiede reazioni all'altezza. Il governo, devo dire, italiano le ha avute nel corso di questi anni, da ultimo il decreto sicurezza con la stretta sui coltelli. Ogni volta che c'è questa reazione si strilla al fascismo. No, non è fascismo, è vivere qui e ora, nell'anno 2026, in cui in poche ore una 33enne è uccisa a coltellate dall'ex fidanzato tunisino, una 23enne è aggredita e sfregiata perché si era permessa di guardare un uomo musulmano da parte di un immigrato irregolare. Stanno saltando le basi della convivenza civile, e a maggior ragione in un contesto del genere. Per esempio, la proposta della Lega di fermare il meccanismo di concessione della cittadinanza, o di bloccare il meccanismo del permesso di soggiorno a chi si rende protagonista di tali reati, è il contrario di una cosa estremista. L'estremismo è negarlo, perché l'estremismo è rifuggire dalla realtà e piegarla ai propri teoremi ideologici. Se si sta nella realtà, provvedimenti del genere sono invocati dalla realtà stessa. Non possiamo diventare una landa in balia del primo accoltellatore che si irrita perché lo guardiamo in quanto musulmano. Grazie a tutti, vi aspetto